Dober dan, lepo pozdravljeni in dobrodošli na tejle, kako ne imenujem, otvoritveni konferenci, ponovni konferenci oziroma nadaljevanju sezone. Moram reči, da sem kar vznemirjen in na nek način malo tudi ganjen. Tako da res hvala, da ste se odzvali v takem številu. Buongiorno e benvenuti a questa conferenza stampa. Devo essere sincero che sono abbastanza anche emozionato, visto che è comunque sono passati quasi 7 mesi da quando non ci siamo visti e quindi grazie per aver aderito in un numero così cospicuo. Kot vidite, come vedete, je z nami con noi anche Andrejka Možina. Prosim.
Hvala, Andrejka. Lep pozdrav tudi predsednici Upravnega sveta Slovenskega stalnega gledališča. Un saluto anche alla Presidente del Consiglio d'amministrazione del Teatro Stabile Sloveno, Breda Pahor. Prosim za besedo. Prisrčen pozdrav in zahvala, da ste prišli na to našo conferenzo tudi z moje strani. Un sentito ringraziamento a tutti e benvenuti nuovamente nel nostro teatro. Napočil je dan, da smo ponovno skupaj, da se lahko spet srečujemo v tem magičnem ozračju, v katerega nas je zdaj povedla Matejka, tako da upam, da bomo lahko v tej atmosferi ostali še naprej brez dodatnih in drastičnih prekinitev. Mi seveda ponovno napovedujemo program, ki smo ga že napovedali, in ga bomo skušali tudi izvesti v 2 delih. Kako bo to potekalo, bo potem kasneje povedal in natančneje orisal Daniel Malalan. Naj samo tukaj poudarim, da pač mi želimo izpolniti vse obveze do naših abonentov, prijateljev, sodelavcev in se vsem že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje pač za situacijo, v katero seveda smo bili prisiljeni. Nadejam si, da vas bom v kratkem videla spet v našem teatru. Grazie. Oggi ci ritroviamo per presentare nuovamente la nostra stagione, la seconda parte. Come sapete siamo riusciti a iniziare la stagione a settembre. Adesso tenteremo, anzi siamo convinti di poterla portare a termine in 2 parti, ma come questo avverrà sarà poi spiegato da Daniel Malalan. In effetti noi il teatro l'abbiamo già aperto sabato scorso con una produzione per i più piccoli che ha avuto un buon successo, e di questo ce ne rallegriamo, perché come sapete noi copriamo un po' tutte le fasce d'età. Dai più piccoli a quelli che rimangono giovani nel cuore e che amano il nostro teatro. Dopo questa interruzione forzata, durata vari mesi, noi confidiamo che non ci saranno altre interruzioni e noi finalmente potremo portare a termine ciò che abbiamo già annunciato, e così potremo anche esaudire tutti i nostri crediti nei confronti dei nostri abbonati. Vi ringrazio nuovamente, vi invito a tornare in questo teatro e nei altri teatri, dove ci sarà questa atmosfera magica nella quale ci ha introdotto Matejka. E ora prego l'assessore comunale Serena Tonel di portare il suo saluto. Grazie. Grazie Presidente, grazie Direttore, grazie e buongiorno a tutti voi. Io sono veramente felice di portare il saluto del Comune di Trieste alla presentazione appunto degli spettacoli che ci accompagneranno nei prossimi mesi, perché credo che il rientro nei teatri sia sempre gioioso, ma in questo momento lo è forse un po' di più, perché dopo tanti mesi di assenza e anche in conseguenza dei motivi per cui non abbiamo potuto entrare in questi edifici di cultura, credo sia proprio un momento molto bello per tutti noi. Come dicevo prima, la cultura deve essere un modo per tornare alla normalità, alla quotidianità, è un elemento fondamentale della nostra comunità, e
forse siamo stati un po' troppo abituati in questi mesi ad accendere la TV e scegliere i nostri programmi preferiti, ma il teatro ha un ruolo, è un ruolo molto importante per tutti noi e naturalmente le produzioni di eccellenza che ci accompagnano, come tutte le espressioni artistiche, possono incontrare o no diciamo, il favore di ciascuno di noi, perché giustamente sono sensazioni soggettive, ma sicuramente ci aiuta a sviluppare quello che è il senso critico e devo dire insomma che ritornare a confrontarsi con una stagione teatrale, con gli spettacoli, credo sia un ritorno a una fase necessaria per ciascuno di noi e naturalmente di tutta la nostra collettività. Quindi bentornati ai teatri, bentornato al pubblico nelle nostre sale. L'appello naturalmente è quello ai nostri cittadini di vivere questi momenti sapendo che entrano in un ambiente sicuro. I teatri si sono attrezzati per accogliere il pubblico in tutta sicurezza. Parlavamo prima anche dei protocolli, anche molto stringenti, anche i sacrifici che sono richiesti in questo momento alla parte organizzativa, ma credo che appunto siamo pronti ad affrontare questo momento con particolare slancio e naturalmente tutta la fase estiva, approfittando della stagione estiva per vivere gli spettacoli anche all'esterno. So che anche il Teatro Rossetti ci riserva dei momenti importanti all'interno di Trieste Estate, in collaborazione naturalmente con il Comune. Quindi avremo una stagione prolungata che si prolunga dalla primavera all'estate all'autunno e naturalmente si aggancerà con la riprogrammazione degli spettacoli perduti fino alla prossima stagione. Grazie anche per le attività che sono state fatte online in questi mesi, è un dato che ci tengo a sottolineare perché è importante per tenere vivo l'attenzione del proprio pubblico, nonostante per gli artisti sia sicuramente un po' un momento sacrificante perché non manca il contatto con il pubblico, però sicuramente è stato anche da questo punto di vista interessante vedere l'attività del Teatro Stabile Sloveno. Grazie naturalmente a voi, in bocca al lupo e un appello appunto al pubblico, come dicevo prima, a partecipare a questo momento di gioia collettiva. Buona giornata. Hvala lepa, grazie all'assessore per i teatri del Comune di Trieste, Serena Tonel, najlepša hvala odbornici za gledališča občine Trst, najlepša hvala tudi predsednici upravnega sveta, grazie alla presidente del Consiglio di amministrazione Breda Pahor. Kot je rekla odbornica, da jasno je zelo zadovoljna, da spet začenjamo tudi z aktivnostjo. Na nek način tudi kultura in umetnost nas vodita v neko normalnost. In jasno, da gledališča imajo pomembno vlogo za vse nas, da na nek način gre tudi za nek subjektiven pristop, ampak gledališče nam pomaga razviti kritično misel in seveda kritično misel ne samo do umetnosti, ampak do življenja nasploh. Tudi misli, da gre za na nek način nekaj nujnega, pravzaprav umetnost, gledališče in kultura nasplošno. Zadovoljna je, jasno, da so vsi dobrodošli v gledališču, ne samo v našem, tudi v vseh drugih gledaliških realnostih v mestu. Gledališča smo se opremila, o tem tudi nekoliko kasneje bom jaz pregovoril, glede varnosti, tako da ste lahko tudi seveda obiskovalci so lahko umirjeni, kar se tega tiče. Pohvalila je tudi dejavnost, ki ga je Slovensko stalno gledališče imelo že lani, pa tudi v letošnji zimskem času preko spleta in se že veseli tudi vseh dogodkov, ki se bodo zvrstili tudi poleti, tudi v okviru Trieste Estate festival in v sodelovanju z drugimi gledališči, kaj več nekoliko kasneje. Zdaj dovolite še en glasbeni utrinek. Andrejka, prosim.
Še enkrat hvala za ta glasbeni nastop. Ringrazio nuovamente la musicista che io invece avevo chiamato con un nome sbagliato, chiedo venia, Matejka. L'ho chiamata Matejka, invece so che si chiama Andrejka. Oprosti mi za ta lapsus. Hvala lepa še enkrat za tvoje sodelovanje. Grazie. Hvala. Torej, ja, meni se zdelo pomembno tudi, da na nek način ta dogodek, da ni neka taka suhoparna tiskovna konferenca, pač pa da je nek zaokrožen umetniški trenutek, tako da, Andrejka, hvala, da si pristopila k sodelovanju. Andrejka, ki kot veste, je že sodelovala z gledališčem tudi v drugačnih oblikah, no, nazadnje naj se spomnim ravno to, kar sva delila skupaj, musical zadnjih 5 let. Quindi sì, aggiungerei solo che volevo creare un'atmosfera veramente un momento d'arte tutto tondo, non solamente una conferenza stampa, come dire, classica. Per questo ringrazio molto anche la presenza di Andrejka, con cui abbiamo collaborato molto anche in altre circostanze. Torej, zdaj, če grem na program, tako kot je nekaj že omenila tudi predsednica, adesso passando al programma, come ha già accennato un po' la Presidente, logicamente non potevamo rispettare la cronologia che è stata presentata, ma comunque questo vedrete tutto proprio nell'opuscolo. Non è stata rispettata la cronologia che l'avevamo presentata già a luglio del 2020 proprio per motivi organizzativi, perché comunque su queste cose dipendono tanti fattori, gli artisti, ospiti, le esigenze all'interno del teatro e così via. Torej, najprej povem, da nekako, ampak rahle so spremembe, nismo se držali tega kronološkega redosleda, ki je bil že predstavljen skoraj zdaj že pred enim letom, julija 2020, ampak je bilo treba neke stvari spremeniti. To predvsem zaradi tega, ker je bilo treba uskladiti terminsko tako zahteve znotraj gledališča, kot tudi in predvsem gostujoče igralce, ki so prisotni pri posameznih produkcijah. Ne glede na to, da smo jih tako rekoč čez zimo, ob vsem, kar smo predstavili preko spleta, veliko dogodkov se je zvrstilo, tako za odrasle kot za najmlajše, smo znotraj gledaliških zidov vadili tako rekoč neprekinjeno in zdaj imamo na zalogi scoraj vse predstave dokončane. Quindi anche come è stato ribadito dall'assessore, durante l'inverno abbiamo presentato tantissime cose anche online, sia per adulti, per bambini, in varie anche, come dire, in varie proposte diverse, anche in collaborazione con altri teatri sia del nord-est Italia come dei teatri della città. E quindi invece all'interno delle mura comunque del teatro comunque le prove si svolgevano normalmente, quindi abbiamo a magazzino quasi tutte le produzioni già pronte. Quello che vorrei dire anche a livello di sicurezza, quasi devo dire che tenevamo comunque a dei protocolli molto rigidi anche all'interno del teatro, magari quando finiva la prova di uno spettacolo comunque lasciavamo un lasso di tempo di una decina di giorni o 2 settimane proprio per prevenire qualsiasi kontatto, eccetera. Torej med vajami tudi nekako vedno smo planirali, da med zadnjo vajo prejšnje produkcije in novo vajo naslednje produkcije je minilo vsaj 10 dni, če ne celo 2 tedna, da nekako ne bi prišlo smo pač vzeli tudi še določene varnostne ukrepe. Torej, kot sem povedal, torej ne bo šlo kronološko, ampak bo prva predstava Kdo je videl Koko. Gre za tako rekoč primorsko pravzaprav navezo. Avtorica Maja Galštromar je Koprčanka, sicer živi v Ljubljani, tudi režiserka Julija Rošina je iz Obale, igralki pa bosta Maja Blagović in Lara Janković. Quindi si partirà con lo spettacolo Chi ha visto Koko, un testo originale, gre za praizvedbo slovensko, ker je originalen tekst napisan za naše gledališče, quindi un testo scritto per il nostro teatro, con l'autrice Maja Galštromar di Capodistria e da Strugnano, se non sbaglio, viene anche la regista Julija Rošina. Zraven boste videli veliko tudi drugih sodelavcev in tako naprej. Tudi glede zasedb je bilo treba biti kar previdni, se pravi, da nekako, da ni toliko prisotnosti ljudi na odru, samo z izjemo
prve predstave, ki se je zgodila že oktobra, to je Stoletje muzikla, ker je bilo res veliko nastopajočih plesalcev, pevcev, ampak tudi takrat smo imeli že vse varnostne ukrepe upeljane in na nek način smo speljali stvari brez težav. Quindi anche per quel che riguarda proprio il cast dei vari spettacoli, diciamo che siamo attenti anche a magari non portare sul palco troppe persone, anche lì per poter mantenere dove si può, perché sapete che in teatro è un po' difficile comunque mantenere i protocolli, le distanze e così via, e tranne il primo spettacolo, un secolo di musical dove c'erano veramente tanti artisti sul palco, ma comunque tutte le regole sono state rispettate, è andato tutto da programma. Sto parlando del primo spettacolo con cui abbiamo aperto la stagione e stiamo parlando già di settembre del 2020. Program se bo nadaljeval z otroškim abonmajem. Otroški abonmaj je tudi, ta predstava je doživela samo oziroma ta abonmaj je doživel samo prvo ponovitev oziroma prvo predstavo, to je bil tudi eden izmed zadnjih dogodkov v oktobru. Continueremo con l'abbonamento per i più piccoli e per le famiglie. Il 5 giugno, 5 junija bo naslednja predstava na dvorišču, lo spettacolo in cortile. Il primo spettacolo e anche poi l'ultimo del 2020 è stato a fine ottobre. Comunque con lo spettacolo che rientra in questo abbonamento abbiamo anche aperto di nuovo la scorsa settimana, l'8 di maggio, quindi anche in un certo senso un modo simbolico per riaprire il teatro, quindi con uno spettacolo dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Torej, to ponovno odprtje, kot ste že brali v novicah, se je zgodilo prejšnji teden v soboto 8. maja z abonmajem namenjen najmlajšim in družinam, kar je na nek način tudi simbolično in tudi dobro, da so najmlajši tudi naši prvi obiskovalci z upanjem, da nam bodo sledili tudi, ko bodo postali odrasli. Nadaljevali, torej, kdo je videl Coco, premiera naslednji teden, 21. maja. Chi ha visto Coco, la settimana prossima, il 21 di maggio, seguiranno tutte le repliche di abbonamento, anche con lo spettacolo a Gorizia, che è la nostra sede, la seconda sede naturale. 21. maja prva premiera, torej, kdo je videl Coco, sledile bodo vse ponovitve, ki jih imate tudi napisane, tudi s ponovitvijo v Gorici, kjer je, kot veste, Gorica tudi naš drugi sedež, tako da bomo tako, kot je treba, tudi tam prisotni. Nadalje predstava 11. junija, l'11 di giugno, la prima, premiera predstave Artemisia Gentileschi, tudi to gre za originalen tekst, ki ga je napisal Lino Marrazzo, che è tudi tukaj med nami in ga lepo pozdravljam. Ciao Lino. Un testo scritto dal triestino autore e regista Lino Marrazzo, che è qui con noi e la saluto calorosamente. Artemisia Gentileschi, ki zdaj, če se malo pošalim, kot veste, je bila že dvakrat ustavljena tik pred premiero. Adesso posso essere un po', come dire, sdrammatizzare un po', purtroppo l'Artemisia Gentileschi è stata per ben 2 volte bloccata, proprio 2 o 3 giorni prima della prima c'è stata la chiusura dei teatri. Kot rečeno, 11. juni, 11. giugno, anche lì con tutte le repliche, z vsemi ponovitvami, in s to predstavo bomo prisotni tudi v Gorici. Že prej je omenila predsednica upravnega sveta nekako v 2 delih. Già prima è stato citato dalla presidente Breda Pahor che ci sarà una proposta in 2 parti, quindi chiamiamola una proposta primaverile estiva, torej lahko imenujemo kot neko spomladansko poletno ponudbo. Drugi del se bo pa zgodil v jesenskem terminu, la seconda parte si svolgerà nel periodo di fine estate, autunno. Questo anche proprio di nuovo per esigenze organizative, to tudi zaradi organizacijskih potreb in tudi zaradi dejstva, da ne moremo kar naenkrat, tudi če imamo že pripravljene predstave, dejstvo je pa, da ne moremo imeti premiere vsak petek v enem mesecu. Quindi questo anche perché, nonostante il fatto, come ho detto già prima, abbiamo quasi tutte le produzioni già pronte, ma non è che possiamo aspettare dal pubblico che venga a teatro ogni venerdì, ogni sabato del mese, quindi gli spettacoli li abbiamo dovuto un po' smaltire in tutto questo periodo.
Nel periodo estivo comunque saremo anche presenti con altri spettacoli fuori abbonamento, qui sto parlando delle Baruffe Coroniche con la regia di Igor Pison, spettacolo debuttato l'estate scorsa, e lo spettacolo d'autore di Patrizia Jurincic, anche questo debuttato a settembre a Basovizza. Prisotni bomo v vsakem primeru bomo čez poletje prisotni z dvema predstavama izven abonmaja, to je Koronske zdrahe, avtorski projekt Igorja Pizona, in Bidovec Tomažič tovarištvo, avtorski projekt Patricije Jurincic. Oboje je bilo že premierno predstavljeno lani poletje oziroma proti koncu poletja. V tem obdobju poletnem pa bomo vseeno kot predpremiera predstavili zadnjo produkcijo oziroma predzadnjo, to je Čudovita. In questo periodo estivo presenteremo con una serie di repliche ma come anteprime lo spettacolo Meravigliosa, questo è anche uno spettacolo dell'autore Jure Karas, gre za tekst Jureta Karasa, e la regia in regijo Tijane Zinajić. Predpremiera se bo zgodila 25. junija na Primorskem poletnem festivalu, nato pa 27. julija v okviru Trieste Estate Festival, quindi almeno 2 date come anteprime, il 25 giugno al Festival estivo del Litorale a Isola e poi il 27 luglio al Trieste Estate Festival al Castello di San Giusto. Ta predstava bo pa svojo uradno premiero doživela septembra, in sledile bodo vse ponovitve. Questo spettacolo poi avrà la propria prima ufficiale a settembre a teatro, seguiranno tutte le repliche. Se parlo ancora di questo periodo estivo, saremo presenti anche con lo spettacolo già citato Un secolo di musical, uno spettacolo che comunque è stato prodotto in coproduzione col Teatro Nazionale di Nova Gorica e il Teatro di Capodistria. Veste, da Stoletje musicla je velika koprodukcija med tudi z gledališčem Koper in SNG Nova Gorica in bomo s tem prisotni skoraj čez celo poletje, tako na Goriškem kot na obali. Con questo spettacolo saremo presenti sia a Gorizia, anzi Nova Gorica, perché lo spettacolo poi deve essere presentato anche per i loro abbonati e poi all'auditorio di Portorose per gli abbonati di Capodistria. Nadalje bomo zaključili mladinski abonma konec septembra oziroma začetek oktobra z novo produkcijo Slovenskega stalnega gledališča Gregor in Silvia. Lo spettacolo per i più piccoli verrà concluso con una prima, quindi una nuova produzione dello spettacolo Gregor e Silvia con la prima al Kulturni center Lojze Bratuš a Gorizia, premiera bo v Kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici s ponovitvijo potem tudi v Trstu e poi con una replica anche a Trieste. Mislim, da sem povedal vse za tale prvi del, spomladansko-poletni, penso di aver detto tutto per questa prima parte estiva e primaverile estiva. Allora, formalmente la stagione finirà a fine ottobre, inizio novembre. Torej, formalno se bo sezona zaključila konec oktobra, začetek novembra s predstavo Dišeče skrivnosti. To je avtorski projekt Barbare Pijajenič v sodelovanju z Zavodom Sezorium iz Ljubljane in z AGRFT Ljubljana, quindi ufficialmente, formalmente la stagione finirà, come detto, fine ottobre, inizio novembre, con lo spettacolo Dišeče skrivnosti, un progetto d'autore di Barbara Pijajenič. Perché questa cosa è abbastanza importante? Ufficialmente finirà e formalmente proprio per evitare tutti i vari voucher, i vari buoni per poter usufruire di spettacoli come abbiamo dovuto fare l'anno scorso, quindi formalmente la stagione continua fino a fine ottobre, ma in un certo senso, se parliamo dal punto di vista teatrale, come di solito i teatri funzionano stagionalmente, comunque partirà con lo spettacolo Meravigliosa a settembre e quindi quello che succederà da novembre in poi verrà presentato a fine estate o all'inizio d'autunno. Torej, gre bolj za formalnosti, zato da se izognemo vsem tistim voucherjem in preračunavanju razlike abonentov, boni, ne boni, kdo ima pravico potem, če nekaterih predstav ni videl med tem rednim delom.
Nekako smo se odločili, da se uradno sezona formalno konča konec oktobra oziroma začetek novembra, zadnjo predstavo v Gorici. Gledališko gledano se pa vseeno začne septembra. Kaj se bo pa zgodilo od novembra do aprila, boste zvedeli na naslednji tiskovni konferenci, se pravi konec, po moje konec poletja, začetek jeseni. Tako da žal v tem trenutku vam ne moram nič napovedati, lahko pa rečem, da bodo tudi od novembra dalje zanimive stvari. Purtroppo in questa occasione non posso anticipare nulla per quel che riguarda proprio la programmazione da novembre fino ad aprile, però vi posso garantire che ci saranno comunque cose molto interessanti. Jaz mislim, da sem povedal vse. Hvala Rossana za sodelovanje nadaljavo, mi je potrdila da je vse bilo povedano kar je treba, quindi la Rossana mi ha dato segno che ho detto tutto quello che dovevo dire. Per arrotondare questo evento, questa mattinata insieme, ci sarà adesso anche l'apertura, diciamo, metà ufficiale della mostra. Anche la mostra sta aspettando già da ottobre, è già pronta da ottobre, la mostra come è rivestita. Torej, da zaključimo, res zaokroženo umetniško, bo danes tudi sledila otvoritev razstave, kaj si imela oblečeno. Sicer pa uradno potem še druga polovička bo še ob premieri Artemisia Gentileschi, ker je pač vsebinsko povezana. V bistvu gre za zelo močno razstavo, ki je na nek način potujoča razstava, oziroma tu je združenje sinergije, ki nekako se s tem ukvarjajo oziroma to razstavo promovirajo. In nam se je zdelo, oziroma tudi prav na namig Lina Marrazza se nam je zdelo prav, da to predstavimo. Razstavo je postavila Valentina Cunja, quindi una mostra molto forte che è stata allestita da Valentina Cunja, una mostra che purtroppo parla di tutti gli abusi che sono ancora oggi, e come seguiamo dalla cronaca ogni giorno, purtroppo tutti gli abusi fatti nei confronti delle donne. Torej, razstava, ki govori o vsem tem, kar se še, in to beremo tudi v časopisju, kar se še žal tudi danes dogaja, nasilje nad ženskami. Jasno, da to vsebinsko tudi povezano s predstavo Artemisia Gentileschi in z odnosom, ki sta ga imela z očetom. Logicamente questo dal punto di vista dei contenuti è un po' legato anche al contenuto dello spettacolo Artemisia Gentileschi e del suo travagliato rapporto che aveva con il padre. Razstava, kot piše, boste tudi videli, je nastala v ZDA in potem je obiskala več italijanskih mest. Zdaj je pa tudi pri nas, quindi una mostra che ha cominciato i suoi primi passi negli Stati Uniti, è arrivata anche in Italia, in varie città italiane, adesso anche qua in questo nostro teatro, e accompagnerà questa parte primaverile. La mezza apertura è fatta anche adesso perché così i nostri visitatori potranno visitare anche la mostra. Torej, da bodo imeli možnost tudi naši gledalci si ogledati tole razstavo. Zdaj samo še par besed glede varnosti, ancora veramente un paio di parole per quel che riguarda la sicurezza. Logicamente, come già sapete, come siete sicuramente anche abituati, già a settembre-ottobre c'era l'obbligo della mascherina, rimane l'obbligo della mascherina, del distanziamento in sala, sì, della mascherina chirurgica o quella FFP2 o quante P, quante F e quante 2, ok? Torej, kot veste, kot je bilo že septembra in oktobra, bo obvezna uporaba maske v dvorani z obvezno razdaljo v parterju oziroma tudi na balkonu, merjenje telesne temperature ob vstopu, obvezna rezervacija preden se pride v gledališče, quindi quello che ho già detto, la mascherina, la misurazione della temperatura corporea all'ingresso del teatro, la prenotazione obbligatoria. Questo per quel che riguarda il pubblico, to je kar velja za publiko. Sprememba je pa ta, kar velja za tiste, ki delamo v gledališču.
in je kar precejšnja. Namreč vsi, ki smo v gledališču, se že kar lep čas moramo testirati na 72 ur. Zdaj jaz bi lahko tudi tukaj razpredal in v bistvu gre za kar precej nečloveški ukrep, ker je, mislim, mene osebno to sicer malo samo požgečka po nosu, za nekatere je to nekoliko bolj nerodno, pa vendarle lahko smo prepričani, da je za varnost poskrbljeno. Dejstvo pa je tudi to, da smo pač javna ustanova in kot javna ustanova moramo slediti direktivom, ki jih piše vlada oziroma ministrstvo. Zdaj ne bom se spuščal v primerjave z drugimi kategorijami, kjer je veliko več kontaktov z ljudmi, z denarjem, z različnimi artikli in teh pravil nimajo, ker je to brez veze in brezpredmetno. Quindi devo dire la verità, la differenza da settembre a ottobre, per quel che riguarda quello che ho già citato, si vede più dalla parte degli artisti e dei dipendenti del teatro, perché abbiamo l'obbligo di tamponi ogni 72 ore. Devo dire la verità, lo facciamo perché è giusto che sia così, però devo dire la verità che è abbastanza una cosa disumana, forse un parolone, però diciamo che per alcuni, per me, per esempio, per me rappresenta solamente un po' di solletico nel naso, per altri la cosa è un po' più invasiva e così via. Logicamente adesso non vorrei fare paragoni con altre categorie lavorative dove magari c'è molto più contatto, molta più gente durante tutto il giorno che magari uno lavora, con contatti di articoli, soldi e così via, ma purtroppo siamo comunque un ente pubblico, dobbiamo rispondere a delle regole che vengono stabilite dal governo e dal ministero competente. Per ora questa regola è vigente e noi la rispettiamo. Zdaj sem res vse povedal, ho detto tutto, preden otvorimo razstavo, prima dell'apertura ufficiale, anzi se avete delle domande, kakšno vprašanje, sicer smo na razpolago za izjave po še zadnji glasbeni točki, se avete delle domande, altrimenti siamo anche io e la Presidente a disposizione per le dichiarazioni dopo questa fine della konferenca stampa, se pravi, da smo na razpolago po tiskovni konferenci in kot rečeno, da zaokrožimo ta umetniški trenutek, kot je treba, per finire veramente in modo artistico, in se tudi zahvaljujem, e la ringrazio tantissimo, Andrejka Možina. Viver assim dilacerado, escravizado em uma ilusão que só desilusão. Não seja a vida sempre assim, desesperado a derramar melancolia em mim, poesia em mim. Vai, triste canção, sai do meu peito, semeia emoção que chora dentro do meu coração.